Oggi lo stregone Tino si trova nel comune di Muros. Sono in cerca della grotta dell'inferno. Ecco un piccolo ponticello. Allora, qua abbiamo il Rio Bunari, che è praticamente quasi a secco. Vediamo un po'. Sì, il Rio Bunari è quasi a secco. Sono già entrato nel bosco. Tra un po' inizierà la salita. È iniziata la salita, ho raggiunto un'abitazione. Abbiamo un albero, panchina. Qua bisogna raggiungere la base del costone roccioso e non sarà facile. Per raggiungere la grotta bisogna poi svoltare verso destra e salire verso il bosco. Ecco, questa è la salita, tanto per farvi capire un po' anche la pendenza. Bisogna raggiungere i 300 metri e vi assicuro che sono già in debito ossigeno. Sto riposando, l'importante è rimanere nel sentiero per avere la possibilità di trovare la grotta. Guardate qua, tanto per farvi un'idea del tutto. Il percorso è stato abbastanza coperto dalla vegetazione, è abbastanza pericoloso, quindi non fatelo perché è pericoloso. Lo stregone Tino ha trovato la grotta dell'inferno. Eccola qua.
Questa è la grotta dell'inferno, Muros. Qua siamo a più di 300 metri di altezza, eh. Ho faticato ad arrivare, ma è valsa la pena, che cavolo. Guardate qua che bestione. Bella cavolo. In teoria soltanto uno speleologo dovrebbe entrare. Ma io sinceramente me ne sbatto alla grande dentro lo stesso. E cavolo, sono arrivato fin qua e non entro. Guardate qua, bestiale. Veramente bella. Attenzione, non è una passeggiata venire qua su. Questa grotta si chiama Grotta dell'Inferno o del Diavolo perché antichi sardi erano dell'idea che fosse una sorta di portale che conducesse all'inferno stesso. Ovviamente stiamo parlando di antiche leggende sarde. Questa grotta una volta era lunga sui 600 metri, era veramente lunga. Ora al massimo ne raggiungerà 200. Tra pozzi e frane, ovviamente purtroppo le sue dimensioni sono notevolmente diminuite. Siccome che è in stato di abbandono, entrare all'interno di tale grotta è pericolosissimo, quindi non cercate minimamente di imitarmi e non cercate mai di mettervi in circostanze, in condizioni diciamo di pericolo, perché vi fate male qua dentro, non vi trovano neanche morti. Il pazzo, cioè il sottoscritto, ovviamente entra. Sono all'interno della grotta. Oh cavolo, che è sta roba? Oh mamma. Oh cavolo. Oh mamma. È pieno di insetti. E vi è una buca enorme. Oh cavolo, non so se sia un pozzo o cosa sia. Vediamo un po'. Oh cavolo. Sembrerebbe che ci sia uno strapiombo vero e proprio. Spero che non sia così, perché in tal caso potrò visitare poco e niente. Allora, qui c'è una discesa, innanzitutto. Il problema è che si vede poco e niente. Sembra veramente di essere all'interno di un qualcosa di veramente particolare. Si sentono in lontananza i pipistrilli, però non riesco a vederli. Allora, vediamo più avanti che cosa c'è qua. Si può scendere qua? Allora, qui vi è una corda di sicurezza che sicuramente è stata utilizzata da qualche speleologo. Sicuramente, perché
non saprei spiegarmi il perché di tale corda. Eccola qua. E qui in teoria si continua il percorso. E sul punto è, si può scendere qui senza farsi male?
ho trovato la pila. Vediamo un po'. Sono dovuto tornare indietro per prendere lo zaino. È pericolosissimo, cavolo. Ecco. Lo strapiombo di 5 metri. E ci utilizziamo un po' anche la pila, vediamo un po' se aiuta in qualche modo. Strapiombo di 5 metri, non posso andare oltre. Pipistrelli. Allora, con la pila riesco forse a farvi vedere qualcosa. Ecco il pipistrello. Questo si è avvicinato, Vediamo se vola. Vediamo un po'. Qui abbiamo il pipistrello. Eccone uno che si è avvicinato. Ciao carissimo. Come va? Eccolo qua. Dai, vola. Ecco, bravo. Grande, grande. Allora, qui abbiamo qualche altro pipistrello. Qui abbiamo una bellissima roccia e accanto vedete quanti pipistrelli? Guardate, vediamo se riesco a farveli vedere meglio. Ecco, qua vedete qualche pipistrello. Qui abbiamo questa bellissima roccia, guardate qua, veramente bella. Ma bella, E accanto, guardate, un guano di pipistrelli. Guardate, pieno. Si possono vedere anche in volo. Si può sentire anche rumore. Lo stregonetino è abbastanza provato, rientra a casa. Sulla via del ritorno, ecco la bellissima scuderia di bellissimi cavalli.